infatti il sole su tutta la Liguria, ma in serata sono attesi un po' di addensamenti e di foschie. Le temperature si alzeranno nei valori massimi. E per questa edizione è tutto. Per maggiori informazioni vi invitiamo a scaricare la nostra app gratuita Trebi Meteo. L'economia e la finanza ogni giovedì su Babboleo News. Cosa succede in Liguria? Con me Fabrizio Valenza e col professor Marco Cassinis. Ben trovato professore. Buongiorno Fabrizio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Esperto economista e docente universitario. Oggi tanta carne al fuoco, la scuola, la Brexit, la Naci Day, il calcio, o meglio lo sport e il calcio, Carige, il DEF, la TAV e un sacco di altre meravigliose sigle che mi piacciono tanto, ma subito... Ecco, che era un po' quello che cantavamo noi andando a scuola, no? Sì, una cosa così, è proprio di scuola che vogliamo parlare. O i genitori forse, visto sì. La pavone su questa cosa della pappa al pomodoro, Sì. si parla Target, di scuola. effettivamente... Sì. Tema attuale, per me a prescindere sempre piuttosto importante, nel senso che la scuola, la formazione sono la base di quello che può essere la nostra cultura, il nostro sapere e il futuro lavorativo, ma in senso più ampio è anche un po' l'infrastruttura della nostra persona, della nostra personalità. È a scuola che si impara anche la convivenza, l'etica, i valori, l'impegno, tutta una serie di cose. Quindi scuola, sport dovrebbero andare di pari passo a quello che poi è l'educazione nella famiglia e la società, e la politica è uno dei risvolti della società. Quindi vediamo un po' la scuola, perché di questo periodo si prosegue con gli open day nei vari istituti. Sono momenti importanti per le scelte di ragazzi e famiglie. Sono settimane di grande agitazione per le famiglie che hanno figli che a giugno faranno l'esame di terza media, perché entro questa fine di gennaio bisogna iscrivere il proprio figlio alla scuola superiore. Come fare questa scelta bene e senza troppa ansia? Intanto va detto che se ne deve discutere molto in famiglia, ma che alla fine, io credo, le preferenze dei ragazzi vadano rispettate. Allo stesso tempo bisognerebbe chiarirsi le idee su quale indirizzo appare più adatto alle inclinazioni dello studente: liceo scientifico, liceo linguistico, istituto tecnico e così via. In questo molto può aiutare il sito La Scuola in Chiaro del Ministero, dove è presentata tutta l'offerta formativa in ogni territorio. Un'altra risorsa importante la mette a disposizione da qualche anno la Fondazione Agnelli, si chiama eduscopio.it. È un portale gratuito che aiuta le famiglie in questa scelta. Come fa? Città per città, indirizzo scolastico per indirizzo scolastico, Eduscopio permette confronti fra le scuole. Lo fa secondo due criteri. Il primo riguarda il modo in cui le scuole formano i propri diplomati a proseguire con gli studi universitari. Il secondo invece riguarda il modo in cui le scuole formano per l'inserimento nel mondo del lavoro dopo il diploma, in particolare guardando i livelli di occupazione 2 anni dalla maturità. Come funziona? Se ad esempio abito a Genova e voglio fare il liceo scientifico, potrò confrontare con Eduscopio tutti i licei dell'area metropolitana e scoprire che il liceo Cassini sembra quello che ha meglio preparato per gli studi universitari. Ma non è detto naturalmente che le scuole migliori siano sempre a Genova o nei centri più grandi. Ad esempio, se abito fra Genova e Rapallo, che so, a Bogliasco, e voglio fare l'istituto tecnico, scoprirò che posso scegliere fra 2 ottimi istituti, e uno di questi, il Liceti, non sta a Genova, ma proprio a Rapallo. Marco Giovannini, responsabile della comunicazione della Fondazione Agnelli, con questo bel discorso che, come dire, viene a minare le mie certezze. Io avrei scelto la scuola più facile per poter godere di una certa tranquillità. In realtà no, non è così. I genitori all'ascolto sanno perfettamente che è un momento delicato, è un tema delicato. Sì, si lavora tanto in questi casi su alcune facility, la scuola più vicina, la scuola che sembra essere più facile, il passaparola. La Fondazione Agnelli da anni investe sulla parte di analisi con parametri certi. Il passaparola ha valore, ma questo tipo di studio che può fare la famiglia insieme al figlio credo sia piuttosto importante. Il facile non è la strada allo scorciatoio migliore. Diciamo che prepararsi bene aumenta le possibilità di un futuro florido dal punto di vista del lavoro. Insomma, certo, una buona consapevolezza anche poi, da parte dei figli, ma anche da parte dei genitori, quelle che potrebbero essere le strade che si aprono in un futuro. Poi si può sempre cambiare idea. L'università non è l'unica strada, l'abbiamo già detto tante volte. Anche un professionale, un buon lavoro pratico, un operaio oggi non è l'operaio dequalificato
di una volta, l'operaio usa magari il computer, sa tanto di tecnica, di tecnologie, bisogna fare con accortezza il lavoro, è difficile, ha tante problematiche, non lo si procura per decreto, ma ci sono degli studi e delle attitudini che lo possono comunque far saltare fuori. Nel frattempo Beppe Grillo, portavoce del Movimento 5 Stelle, è andato a Oxford. È andato in trasferta. Sì. Ha fatto questa trasferta alla società, all'associazione di Oxford, che ha ospitato tanti personaggi celebri, quindi abbiamo, volendo da Churchill a Reagan, al Dalai Lama, eccetera. Certo. Per noi c'era stato, mi sembra, anche Tremonti quando era ministro. È andato e diciamo che l'intervento non ha sortito gran risultato, forse è stato sconfitto in trasferta, se vogliamo usare la metafora. Nella patria che sta per scegliere come uscire, rimanere, mettere un piede in mezzo alla porta dell'Europa. Brexit. Il tema lo collego perché diciamo che la cultura anglosassone è molto rispettosa di certe situazioni, magari sono di facciata, comunque se un giornalista ti fa una domanda tu dovresti rispondere. Lui non si è mosso in questo modo ed è caduto grandemente sui Novax, il tema vaccini, se usiamo un po' di sigle. Quindi dal Novax andiamo alla Brexit, nel senso che ci spostiamo su questo terreno. Theresa May, primo ministro inglese, l'altro giorno ha perso, è stata fortemente battuta sulla proposta di Brexit in transizione soft, non è passata, mozione di sfiducia ieri l'ha spuntata per pochi voti, non so se siamo alla decina o giù di lì. Adesso si rimette tutto in discussione, poi quello che interessa a noi è proprio il tema economico o di vita, cioè i nostri ragazzi che lavorano lì, chi fa il cameriere o chi ha impieghi anche più alti, può imparare la lingua, guadagnare qualche soldo. L'export delle nostre imprese, ci sono settori forti come proprio l'alimentare, piuttosto la moda, cose di questo tipo, il settore finanziario, quindi a noi interessa in questa chiave, non volendo vedere il tema più ampio dell'Unione Europea. Ecco. A proposito di Unione Europea c'è un inno alla gioia, e una ricorrenza, giusto? I 20 anni dell'euro. Interessante in questo caso sia il festeggiamento sull'euro che se ne dica, magari lo tratteremo anche in futuro, ha portato tanti vantaggi. È ovvio che noi guardiamo nella nostra tasca, ma certe cose che percepiamo non è detto siano quelle correnti, quindi adesso andiamo, perché è stato carino l'autocritica di John Kerr sulla gestione della Grexit, quindi abbiamo Novax, Brexit, Grexit. Quindi dice, non per colpa sua ovviamente, il Fondo Monetario è stato eccessivo, siamo stati troppo austeri, severi. Questo però da un lato l'autocritica può avere senso, non è che mi faccia piacere, perché preferirei le cose fatte bene e dar coerenza alle proprie decisioni, ma questo dà carburante, dà benzina ai sovranisti e quelli che dicono questa autocritica tardiva, anzi, dopo aver affamato la Grecia, è troppo facile, e questo potrebbe essere corretto. Quindi ci sono delle cose da fare. Devo dire, se andiamo a vedere poi i numeri, alla fine forse Grecia e Italia sono tra quelle ancora più indietro in quanto a riforme, a crescita, e qui credo non sia colpa dell'Europa, perché noi i nostri compiti per stare nella scuola non li facciamo mai troppo bene. Buon pomeriggio a tutti, benvenuti alla NACI Day. Vi abbiamo fatto attendere un pochino, ma ci siamo, quindi coloro che sono in piedi, se hanno il piacere di sedersi, qua si parla del futuro di un buon condominio. Questo è un estratto dell'introduzione alla NACI Day del 2017. Di cosa si tratta? ANACI, Associazione Nazionale Amministratori Condominiali Immobiliari, sede Genova, quindi provinciale, regionale, al suo appuntamento, la NACI Day appunto su Genova. Ci sarà questo sabato 19. Associazione importante perché il tema in sé è importante per il privato, per noi cittadini, nel senso, la casa di proprietà spesso è in un condominio,
la casa si collega a delle spese tipo l'IMU, un si nervo collega, sensibile. sì, la bisciuetta che lei mi nominava, Sì. quindi, ma si collega anche a spese correnti tipo le spese condominiali, ma anche a temi un po' più umani, cioè gli italiani si arrabbiano tra le tante cose, ma Liti diciamo, di condominio, è l'automobile, anche, le certo. corna al volante che furono di memoria così, Sì. ma le liti condominiali per sfociare anche in eventi proprio da cronaca nera, cioè è vero. Olindo e Rosa, Certo. cioè, poi non si sa, ma comunque cosa importante. Quindi ANACI e gli amministratori di condominio sono soggetti importanti, tutelano gli interessi ovviamente dei proprietari, degli inquilini. Il tema riguarda un po' come trattare queste cose, prevenire il risparmio energetico, insomma tutte cose importanti. Quindi informatevi con ANACI se siete interessati, ma tenete da conto la casa. C'è qualcos'altro, qualche altro tema su cui gli italiani si accapigliano spesso? Che ridi? Che cazzo ridi? Ecco, Io avrei voluto andare a Roma. Che sei certo. romana? No. E allora che viene a fare? Sarebbe un bel premio per tutto il culo che so fare in questa cazzo di città. Il calcio è il tema, non come dire certe C'è dichiarazioni. un colore nella comunicazione, un'efficacia comunicativa. sì. Nostro Ferrero, Sì, il patron della Sampdoria che si è Sì. lasciato, ma ha fatto questo Beh, piccolo scivolone di cui si è anche poi scusato, riferito alla città di Genova, Sì, in un credo che momento di fosse delusione. inteso come dire lavoro per la città, colorito. Questa qui è stata una settimana pregna, densa di eventi per il calcio. Sì. Coppa Italia nel weekend, Sampdoria-Milan non lo ripetiamo, cos'è andata stato, così. l'ha commentato. Ieri sera Supercoppa italiana, Juventus-Milan 1-0 per la Juventus, Certo. ma non ci interessa, ma per questo abbiamo anche calciomercato, Piontek al Milan, cosa sì, sarà? sì. Girano soldi, Molta economia. nello sport in genere, ma nel calcio soprattutto. I valori, il calcio ha anche tanti valori, è importante. Sentiamo Angelo Catanzano ci spiega. Angelo Catanzano è il project manager di Smart Sport, che è un'agenzia che si occupa di sport e nello specifico anche di calcio. Ci spiega ad esempio perché la partita di Supercoppa italiana si sia giocata in Arabia Saudita. La Supercoppa italiana vinta ieri sera dalla Juventus è stata la 10ª finale che la Lega Serie A ha deciso di giocare all'estero, consolidando di fatto questo evento come un ottimo strumento di esportazione e immagine del meglio che il nostro Made in Italy calcistico può offrire al mondo. Gli stessi club, e in particolar modo Juventus, Milan e Inter, stanno cercando nel medio periodo di raggiungere l'obiettivo di diventare veri e propri brand a livello globale. Ma questo calcio, fatto di show business e fatturati record, potrà a mio parere resistere nel tempo solo se continuano ad essere promossi ai giovani i valori più sinceri che alimentano la passione sana di questo sport, come avviene per esempio sul territorio genovese da parte del Torneo Ravano, arrivato alla sua 35esima edizione, dove il motto per tutti i giovani partecipanti è Respect. Perché va bene il business e va bene i soldi, ma c'è sempre una passione sportiva a monte. Allora, sui soldi credo che il calcio abbia fatto le peggio cose, lo sport in genere non ci si preoccupa molto. Sui valori fondamentali, nel senso è lì che bisogna formare i giovani, l'abbiamo detto prima, la scuola, lo sport, fondamentale, bisogna lavorare in questa direzione. Un po' di informazione dalla Liguria, poi torniamo a parlare di economia e di finanza con l'argomento Carige. Grandi affari al CIV di Chiavari. Vi aspettiamo per i saldi. Tante idee speciali per il vostro shopping super scontato. CIV di Chiavari, il più grande centro commerciale a cielo aperto del Tigullio. Siamo all'asta, oltre i saldi c'è di più. Signora, ma oltre al 70% di sconto, cosa ha trovato qui all'asta? Offerte, consulenza. Sì, tutto quello che cercavo. Pensi che i 3 elettrodomestici li ho pagati solo €1. Certe occasioni non capitano sempre. Sentito? Oltre i saldi c'è di più. All'asta del mobile i saldi sono tutta un'altra musica. Tesoro, dimmi qualcosa di caliente. Hai chiuso il gas? Bisogno di una fuga d'amore per ritrovare l'equilibrio di coppia? Inizia dalla pelle. Acquista un prodotto Your Good Skin e puoi vincere il cofanetto Boscolo Fughe d'amore. Your Good Skin, la nuova linea di cosmetici che riporta la tua pelle al suo naturale equilibrio. Scopri dove trovarlo su yourgoodskin.it. Parola chiave: formento.
Formento. Ecco qua, Formento Immobiliare. Dal 1919 la certezza di ottime vendite. Ah, però, spettacolari vetrine in via 20 settembre a Genova. Perfetto! Altissima percentuale di vendite. Fantastico! Formento, da 100 anni la parola chiave. Babboleo News, cosa succede in Liguria? Venerdì scorso le aziende incaricate per la demolizione di Ponte Morandi hanno firmato la presa in carico del Moncone Ovest di tutta l'area sottostante il viadotto crollato il 14 agosto scorso. A partire da quella data le aziende sono diventate dunque responsabili di tutto quanto accade in quell'area, sia sotto il profilo civile che penale. I documenti sono stati preparati da Rine. Proprio questo atto segna l'inizio della vera e propria operazione con l'assunzione di responsabilità da parte di chi opererà su quell'area di cantiere. Stando al cronoprogramma del sindaco commissario Bucci, il 24 gennaio vedremo il primo pezzo di Moncone Ovest demolito. Oggi invece è la giornata del Consiglio d'amministrazione di Autostrade per l'Italia, che dovrà valutare lo stanziamento della cifra chiesta dal commissario per indennizi, ricostruzione, demolizione e rimborsi, un valore pari a 449 milioni di euro. Domani la firma sul contratto unico per i lavori di demolizione e ricostruzione del Morandi, appuntamento a Palazzo Tursi. Rubavano auto di lusso in giro per l'Europa, le facevano arrivare in Italia e le rivendevano con documenti falsi. La Polizia di Stato di Savona ha arrestato 12 persone con l'accusa a vario titolo di associazione per delinquere, riciclaggio, ricettazione falsa e truffa, tutti reati aggravati dalla transnazionalità. Il gruppo criminale, composto prevalentemente da cittadini lituani, aveva la sua base tra Albenga e Bordighera. L'economia e la finanza su Babboleo News. Cosa succede in Liguria con me, Fabrizio Valenza, e con il professor Marco Cassinis a raccontare delle vostre tasche e non soltanto. Mi verrebbe da dire da quel che rimane nelle vostre tasche o nelle tasche altrui. Natazzulelle Caffè, ricontestualizziamo la motivazione di questo stacco musicale. Totti. Sì, esatto, governatore Totti, che ha battuta durante una conferenza stampa dedicata proprio a Carige, questo è l'argomento, immaginando alle tasche di Carige, ha detto vabbè, qualche soldo per offrire il caffè al governatore, Banca Carige ce l'avrà ancora. Ce l'ha ancora perché in effetti gli avevano appena offerto il caffè, quindi insomma questo è quanto. E allora, che succede in Carige? Allora, in Carige succede che da un lato sta diventando un po' con i buoi scappati, uso questa sua metafora, il paradigma di quello che si potrebbe fare in positivo per le banche, cioè che magari non ci si può autoerogare da dipendenti funzionari dei crediti, se si va a vedere a chi sono stati erogati, se hai erogato male ne fai le spese con trattenute sullo stipendio, o se li hai dati a qualche amico che poi ti ha dato una consulenza o ti ha appoggiato in qualche altro modo, o il passaggio tra dipendenti continuità. Funzionari da un'azienda a un'altra, un'istituzione, insomma si cerca di bloccare queste cose. Credo che l'etica e la buona formazione siano una cosa che dovrebbe venire molto prima. Tutti questi lacci e loaccioli alla fine sono scappati i buoi, cosa ci inventiamo? Certo. E la politica non è che faccia molto meglio, perché adesso con le interviste che abbiamo vediamo un po' tra il lavoro notturno piuttosto che le nazionalizzazioni, mi sembra proprio uno strumentalizzare qualche cosa di buono che abbiamo, ecco. Credo che si potesse fare non nella notte con un Consiglio dei Ministri di cui nessuno sapeva niente, perché si rischia di dare l'impressione di un'escalation che non c'è e non ci deve essere. Giovanni Totti è il governatore della Liguria, si domanda perché il decreto sia stato immaginato, pensato e attuato di notte. Sì, sono voci di qualche giorno fa appunto, ma io sto vedendo i riflessi anche su correntisti, imprese o cosa che vengono poi preoccupati da queste situazioni. Magari stavano lavorando con la banca e qualcuno che inizia a dire ma cosa succede, cosa faccio, e invece non era il caso di creare questo allarmismo. Stanotte il governo ci ha messo 10 minuti e in 10 minuti ha salvato una banca, la Banca di Genova. Ha fatto bene, il governo ha fatto bene. Salvini e Di Maio però si devono vergognare.
E non per quello che hanno fatto in 10 minuti ieri sera, ma per quello che hanno detto per anni e anni contro di noi. Si devono vergognare per le offese e per gli insulti. Anche questa è una voce di qualche giorno fa, Sì, Matteo Renzi. qui è un lato prettamente politico, ormai siamo alle scorrerie di bande nelle praterie dei mercati finanziari, giustamente Renzi dice ma avete fatto bene ma per anni ci avete dato contro e adesso fate le stesse cose, anzi siete peggio di noi, è sbagliato, avete strumentalizzato tutto. Di fronte alla crisi di Banca Carige era necessario un intervento urgente che ponesse al centro la tutela del risparmio e la tutela del lavoro, dei lavoratori e delle lavoratrici. Quell'intervento è arrivato con soldi pubblici, ora è fondamentale che il controllo di quella banca resti fino in fondo in mano al pubblico. E questa è la voce di Nicola Fratoiani di Liberi Uguali. Sì, direi fake news da un certo punto di vista, nel senso lo Stato non ci ha messo soldi, ha dato solo garanzie una come garanzia. abbiamo detto, quindi la proprietà non deve restare, nel senso non è proprietà pubblica. Poi si vedrà, ma per ora è sbagliato. Fiumi di parole, Di nuovo! fiumi di parole tra noi. Prima o poi Secoli secolorum. La manovra economica che non ha fine e che appunto insomma si dipana e si aggiorna giorno per qui giorno. siamo allo show, proprio Di Maio. Io credo che un nuovo boom economico possa nascere. Come negli anni 60 abbiamo costruito le autostrade tradizionali, adesso abbiamo di fronte una grande sfida: creare le autostrade digitali. Il nuovo boom economico con le autostrade digitali. Sì, è un'assurdità, nel senso preoccupiamoci delle cose serie. Boom economici poi anni 60 è impossibile, men che meno col digitale, cioè non è che facciamo Microsoft o Facebook, non siamo proprio attrezzati, un'assurdità. Qualcuno nell'ampio dibattito che sta accompagnando questa riforma solleva varie perplessità, varie preoccupazioni, le comprendiamo. E forse la più significativa riforma, anzi direi la più decisa, senz'altro e coraggiosa riforma politica attiva del lavoro varata negli ultimi anni. Le ragioni del differimento al prossimo Consiglio dei Ministri la settimana prossima è che teniamo a fare le cose per bene. Lei è scettico, professore, in realtà è che vogliono fare le cose per bene. Sì, o la voce è quella di un prete dal pulpito che invoca il miracolo, perché mi sembrava quasi questo. Mi sembrano tutte frasi Giuseppe veramente... Conte, sì, Presidente del Consiglio, Quindi. mi sembrano proprio delle cose piazzate lì, non so come. Di Maio poi aggiunge un pezzo che però qui ha delle valenze interessanti. Giovedì arriva in Consiglio dei Ministri l'approvazione definitiva del reddito di cittadinanza. Ci saranno centinaia di migliaia di cittadini sardi che potranno accedere al programma reddito di cittadinanza e soprattutto le imprese che assumeranno coloro che prendono il reddito di cittadinanza, le pubbliche amministrazioni che assumeranno da coloro che prendono il reddito di cittadinanza avranno sgravi fiscali fino a 18 mesi, che significa che prima li assumono, prima ottengono il maggior vantaggio economico. In questo senso. Allora, questo comizio elettorale lì ci sta, ma quello che reputo interessante è che secondo me, l'avevamo detto settimana scorsa, ci si sta avviando verso un depotenziamento del reddito di cittadinanza in quanto tale. Mi sembra quasi una riedizione del Jobs Act renziano, che da un lato avrebbe una logica: se trasferiscono i benefici direttamente sulle imprese, i centri per l'impiego, le agenzie del lavoro, forse ci sono delle chance. Nel momento in cui tutto va a funzionare. Sì, è da lì che viene il lavoro, non è da altre parti. Certo, 40 secondi per parlare della TAV, per introdurre la TAV con le parole di Paolo Foglietta, commissario straordinario appunto per la TAV. Per quanto riguarda i treni passeggeri, e ce ne saranno, la velocità dei treni passeggeri è di 220 km all'ora, una velocità assolutamente ragionevole, considerando che attualmente la tratta di valico viene percorsa dal TGV a 62 km all'ora. Quindi oggi la tratta tra Saint-Jean-de-Maurienne e Bussoleno viene percorsa a 62 km all'ora, quindi alla stessa velocità che viene usata
dai servizi del sistema ferroviario metropolitano. Quindi il tema TAV è una patacca. Diciamo che la sintesi è abbastanza... Frase usata anche da Travaglio su Fatto Quotidiano, è un tema tecnico, nel senso dice se quelli vanno a 200 e passa e poi quando arrivano lì vanno a 60 è come se prendi la metropolitana, il tram, il filobus da milanese, lo dico, quindi c'è un tema tecnico, le gallerie sono dell'800, forse la vita del prodotto galleria su quel tragitto ha esaurito il suo potenziale, però non entriamo nel merito. Vincenzo Boccia di Confindustria, sempre sulla tavola. Non lo so, da vedere, se ne parla molto di questa analisi, mi sembra che c'era ancora solo il ministro Toninelli. Spero che in questa analisi ci sia anche un'analisi dell'impatto occupazionale che i cantieri determinano, visto che abbiamo un'emergenza occupazione nel paese. Spero che quello sia stata una delle grandi priorità che ha valutato il ministro. Poi ognuno certamente porta il maggior peso specifico delle proprie istanze, no? sul piatto. Diciamo che comunque, come per il reddito di cittadinanza, quota 100, sono tutte misure fantasma. Anche questa analisi, anche Salvini intervistato ha detto io non l'ho ancora letta, la vedremo e decideremo. Nessuno la vede, quando si vedrà, secondo me rispetto a quello che era su carta è cambiata totalmente. Vedremo. 30 secondi per i saluti di buon auspicio per questo 2019. Noi abbiamo fatto i saluti di chiusura tramite imprenditori, professionisti di Genova, e invece i politici cosa ci hanno detto per il futuro? Sentiamo Salvini. È di questo 2019 che è il mio impegno, è la mia promessa, dovrà essere migliore, se non per tutti, per tanti, per tantissimi. Su questo sono perfettamente d'accordo. Di Maio Di Battista. C'è ancora tanto da fare, siamo soltanto alla fine dell'inizio, perché abbiamo ancora tante cose nel 2019 da portare a casa. Ieri sera abbiamo promesso che vi regaleremo una bella legge che taglia gli stipendi a tutti i parlamentari della Repubblica, ma dovremo fare tante altre cose sull'ambiente, tante cose sulla politica estera, tante cose che nei prossimi mesi faremo insieme, perché è sempre un percorso partecipato. E poi c'è Nicola Frattoiani che è il mio preferito. Se lei vuole aggiungere qualcosa, poi la fine dell'inizio mi sembra una teoria filosofica preoccupante, non la capisco. Il nostro Frattoiani, secondo me, ha preso 2 fake news in un colpo. Noi dovremo concentrare questo 2019 anche sulla capacità di rimettere in campo proposte che facciano di questo futuro, di un'altra idea del futuro, il centro dell'attenzione. La prima riguarda presentare una proposta di legge per la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario. Ma io sono d'accordissimo, più salario, anzi no, pari salario, lavorare meno. Se ci mettiamo anche il reddito di cittadinanza, io preferirei stare a casa e che mi portaste lo stipendio. Signori, studenti, ascoltatori, adulti, famiglie, tutti, imprese, è col duro lavoro, è con lo studio e con l'impegno che si portano a casa i risultati. Basta. Parola del professor Marco Cassinis, docente universitario esperto di economia, col quale io, Fabrizio Valenza, produco un meraviglioso programma in onda ogni giovedì, economia e finanza, qui su Babboleo News. Cosa succede in Liguria? A giovedì prossimo, professore. Saluti. Quando in Italia la connessione era per pochi, solo Eolo poteva portare i 100 mega in tutte le case. Eolo, sei super! Solo per oggi con Eolo Super navighi fino a 100 mega a partire